buongiorno. Allora, bambini, vi avete portato il naso? Siete sicuri? Fate vedere. Ma il vostro naso? E la lingua l'avete portata? Bene, bene, bene. Allora, come si dice in Sardegna, scipiauso voi traseus in noi, sappiamo perché siamo qua. Allora, siamo qua per un esperimento che abbiamo fatto con Marco e con Serena. Sapete, Marco suona uno strumento che si chiama violoncello e Serena suona uno strumento che si chiama disegno. Lei è una pittrice, però ha fatto dei disegni per la nostra storia. Cioè, racconteremo una storia, anzi due storie, in tre modi diversi. Io usando la voce, Marco usando il violoncello e Serena usando il disegno. Vedrete come si faceva un tempo, questi disegni che sfileranno man mano che voce e musica illustreranno questa storia. Sono due storie. Il vestito dell'imperatore e Marionette in libertà di Rodari, un grande scrittore di racconti e storie. Gianni Rodari, sì, quello, sì. Lo conosci, vero? Chi conosce Gianni Rodari alzi il mignolo. Volevo farvi sentire una cosa, dunque, allora, il violoncello, la musica è un linguaggio come la parola è un linguaggio, come il disegno è un linguaggio. Cosa succede se questi tre linguaggi si mischiano? Per esempio, voglio farvi un esempio di cosa può fare il violoncello. Prendo una frase qualsiasi, vediamo un po'. Proviamo a immaginare una frase che è: ma siamo attori o straccioni? Che è una domanda che mi faccio spesso. Vediamo un po'. Facendo la seconda. Sentiamo con Marco, lo facciamo in modo tristissimo. Pronto Marco? Ma siamo attori o straccioni? Oppure ve lo facciamo sentire in modo allegro. In modo allegro. Ma siamo attori o straccioni? Oppure vi facciamo sentire un altro modo, vediamo, possiamo farlo in modo pensieroso, Marco. Ma siamo attori o straccioni? Grazie bambini. Bene, io direi che possiamo cominciare con la prima storia, Marionette in libertà. Sapete cos'è la libertà, bambini? La libertà è che nessuno ti dice e ti obbliga a fare quello che tu non vuoi, che nessuno ti mette fili nel cuore. Voi immaginatevi, sareste contenti se ci fossero dei fili che vi legano così? Dice, andiamo a scuola. Sarebbe molto triste. Ebbene, questa storia che adesso vi leggerò e che Marco vi suonerà e che Serena vi disegnerà, servirà per parlare di libertà. Ma di una libertà, non se ne parla tanto di questa libertà della testa, la libertà di esprimerti, di essere come sei. Io direi di cominciare. Cominciamo? Cominciamo? Possiamo cominciare? Sì! E allora, se possiamo cominciare, sollevate il naso. Benissimo, possiamo cominciare, vai! C'era una volta, non so più quando, là nel paese di Te lo domando, un gran teatro di marionette. Delizia di bimbi, soldati e servette. Dirigeva la compagnia Don Fernando Malvasia. Così chiamato, dovete sapere, perché era amico di un bicchiere. Anzi, adesso ve lo dico. Di quel bicchiere era troppo amico, un'ora sì e l'altra pure lo circondava di 1000 premure. Che brutta cena, mai! Come lo vecchio il bicchiere? Certo, hai bevuto acqua di secchio, la medicina io ti darò, e di vino rosso una colme
povero, mischino. Ma non vedete? Così vuoto, chissà che sete. Per fortuna io non mi stanco, ti colmerò di vino bianco. Ubriacone. Così vedendo e così trincando, passava il giorno il Sor Fernando. Ma giunta l'ora dello spettacolo, pensate, stava in piedi per miracolo. Le marionette erano poco contente di un tal padrone, anzi, per niente. E la regina, per fare un caso, coi ditini si tappa il naso e diceva: non ho più trono né corona, un regno di legno e vesto la buona. Un po' di riguardo mi è pure dovuto, l'odore del vino mi dà lo starnuto. Il diavolo, poveraccio, dal freddo che aveva, pareva di ghiaccio. E diceva: il padrone, cotto a cotto, si è bevuto il mio cappotto, o lascia il vino per l'acqua di soda, o mi si beve le corna e la coda. E dietro le quinte, in un angolino, solo soletto, stava Arlecchino. Solo soletto lui se ne stava perché del vestito si vergognava. Ma siamo attori o stazioni? Il mio costume è senza meno ha più colori dell'arcobaleno. Lo feci chiedendo la carità, una toppa qui, l'altra là. Vedete, questa è sul braccio destro. Me la diede in ricordo maestro in elemosina. Un curato invece mi diede un ginocchio consumato. Povero Arlecchino. E Pulcinella, sera e mattina, faceva la corte a Colombina. Ma il Sor Fernando soleva gridare: queste cose non saranno da fare. No. Prendi il mio bicchiere perché non lo posso dare. Insomma, tutti, chi meno chi più, col principale ce l'hanno su. Ma al momento di andare in scena si scordavano di ogni pena e per puro amore dell'arte facevano bene la loro parte, con grande delizia di bimbi, soldati, assessori ed avvocati. Era lo spettacolo. Dopo la recita, il Sor Malvasia metteva a letto la compagnia, contando con cura le attrici, gli attori, i trovanove, i suggeritori. Finita la conta, il grande aritmetico sentiva in gola un brusco solletico e per curarsi la tonsillite correva bene sciroppo di vite. Ma senza chiudere a doppia mandata la porta d'uscita e quella di entrata. Ma una sera, per distrazione, si scordò di chiudere il portone e allora apparve nel cielo una stella